Bentrovati all'appuntamento in diretta con A Voi la Linea, che oggi apriamo con il racconto in prima persona di Christian, che ha subito una truffa che riguarda i cani. Propongono su Facebook l'adozione di cuccioli con spedizioni dall'estero che costano dai 150 ai 400 euro, ma poi a casa non arriva nulla se non un peluche. Sentiamo. Le truffe ormai sono all'avanguardia, ci sono truffe informatiche, ci sono truffe bancarie, ci sono truffe di ogni tipo, e quando però si parla di animali la situazione diventa ancora più complicata, ma soprattutto si cerca di far cadere nel tranello persone che in buona fede magari credono a delle storie del tutto infondate, non veritiere. E quando soprattutto si tirano di mezzo dei bambini la situazione diventa ancora più particolare e più pesante. Christian, ci puoi raccontare la tua diciamo così, avventura barra disavventura? Sì, buongiorno a tutti. Ci sono tante persone che creano dei profili falsi su Messenger, su Facebook. Tu li contatti perché sono bei cani di razze molto pregiate che costano tanto, e ti fanno solo richieste di soldi. Perciò state attenti, perché alla fine non vi arriverà niente, sarà solo una truffa, e perciò cercate di, se volete un cane, di cercare un altro canale, non andare tramite Facebook, Messenger, perché sono solo truffe. Ho avuto varie esperienze, 2 o 3 esperienze, tutte negative. Ti promettono un cane, ti dicono che ti arriverà, l'importante è che tu dai soldi, questo è l'importante. Ecco Christian, come avviene l'adescamento in rete? Cioè creano un profilo falso, tu che sei interessato a un cane li contatti e poi loro ti fanno un sacco di domande fino poi magari a chiederti conto corrente o carta di credito. Certo, ti fanno 1000 domande se sei amante degli animali. Se uno cerca un cane non è che non è amante degli animali, certo che è amante degli animali. Ti chiedono dove abitate, quanti siete, che numero di scarpe hai, cioè ti chiedono 1000 cose. Però riguardante il cane non ti fanno sapere niente. Alla fine ti dicono arriverà con un corriere. Quanto può costare un cane, ma soprattutto il trasporto? Perché loro ci guadagnano, loro mascherano diciamo il tutto attraverso un'adozione, che l'adozione è gratuita, però tu gli dai un acconto per bloccare il cane stesso, ma loro dovrebbero in teoria guadagnarci sulla spedizione. Sì, loro cercano persone che ci cascano sia per la prenotazione, ma anche perché ti dicono, arrivano questi corrieri, dicono che vanno dai 130 ai 200, ai 300, ai 400, ogni giorno, ogni persona che trovano diversa gli chiedono soldi diversi. Tu fai il pagamento ovviamente del cane e poi non arriva nulla, se no magari un peluche a casa via posta. Forse un peluche, forse. E ci sono tanti casi in giro, stai scoprendo tante truffe di questo tipo? Sì, sì, anche qua a Pordenone, una signora che è residente a Pordenone, è trasferita adesso a Napoli, e dice che per una malattia della figlia deve dare in azione questo cagnolino. Tu la contatti e deve andare a Napoli a prenderlo, oppure devi mandargli i soldi. Ma purtroppo io il cane voglio vederlo, toccarlo, lo posso portare a casa, lo posso aiutare, ma non mandare soldi così, perché mando io oggi, mandi tu domani, e loro ci guadagnano solo su questi adescamenti così, solo per soldi. Ecco, dopo questa intervista andrai a fare una denuncia, una segnalazione alle autorità giudiziarie competenti? Sì, tramite le mie conoscenze sicuramente avvertirò chi di dovere. Da Pordenone allora è tutto, a voi la linea. E grazie ad Alberto Commisso ci spostiamo a Paolaro, che è primo comune in regione e sesto in Italia, è stato riconosciuto villaggio degli alpinisti, questo per la particolare valorizzazione dell'ambiente montano. Il villaggio degli alpinisti è un prestigioso marchio conferito alla nostra vallata per le peculiarità che Paolaro può offrire a chi la visita e a chi la vive. La Valle Incaroio sarà il primo villaggio degli alpinisti della regione Friuli Venezia Giulia, il sesto in Italia e il 36esimo in tutta Europa. I villaggi degli alpinisti, che nascono da un progetto del club alpino austriaco, a cui oggi partecipa anche il club alpino italiano, sono piccole località montane che sono riuscite a conservare le loro meraviglie naturali, culturali, e che intendono impegnarsi in maniera consapevole per un futuro sostenibile. I villaggi degli alpinisti sono quindi piccole località caratterizzate da una ricca tradizione alpinistica, da un'elevata qualità
ambientale e paesaggistica, che si distinguono per l'impegno nel conservare, nella conservazione dei loro valori naturali e culturali. Il riconoscimento di questo marchio rappresenta una prova delle ottime qualità naturali, paesaggistiche, culturali e alpinistiche di Paularo, che attraverso boschi, malghe, pascoli e sentieri Paularo offre ai visitatori. Il progetto si sposa bene anche con altre iniziative, come ad esempio l'Ecomuseo dei Mistirs, ma anche con le attività produttive locali legate all'agricoltura, zootecnia, selvicoltura naturalistica e artigianato. Il progetto, inoltre, è in linea con gli obiettivi prefissati dalla Convenzione delle Alpi, che è un trattato internazionale stipulato tra gli 8 Stati alpini e l'Unione Europea, che ha come fine lo sviluppo sostenibile e la tutela delle Alpi. Tant'è che l'ingresso nel circuito del villaggio degli alpinisti non è aperto a tutti, ma solamente a chi rispetta i principi a cui questi si ispirano, ovvero promuovere un turismo responsabile, un'accoglienza capace di trasmettere i valori locali e di offrire servizi diversificati, sostenere le attività agro-silvopastorali della montagna attraverso l'utilizzo di prodotti locali e delle strutture dedicate come ad esempio le malghe. Impegno nella conservazione della biodiversità e nella cura del paesaggio, ma anche attraverso un'attenzione particolare verso le aree protette. Incoraggiare l'utilizzo dei trasporti pubblici e la mobilità lenta e dolce anche a scopi ludico-ricreativi. Il marchio quindi garantisce un'interessante offerta turistica per gli alpinisti e l'impegno a preservare i valori culturali e naturali del posto. Come centro di competenza alpina, i villaggi dell'alpinismo puntano su responsabilità individuale, capacità, nonché sul comportamento rispettoso e responsabile dell'ambiente sia da parte dei turisti sia degli abitanti stessi. La principale forma di turismo promossa è il turismo lento in tutte le sue forme e le sue componenti. Per la sistemazione degli ospiti quindi viene data la priorità a piccole strutture ricettive, promuovendo forme di residenza distribuite sul territorio, ad esempio l'albergo diffuso, i rifugi, le malghe. L'obiettivo di stabilire uno stretto legame tra produttori e consumatori a livello locale, anche grazie alla vendita di prodotti a chilometro zero. Insomma, a Paularo sono stati riconosciute una serie di caratteristiche invidiabili e che pochissimi possono vantare. Il bilancio di previsione dell'Ater con 20 milioni di investimenti destinati all'Alto Friuli per la riqualificazione di circa 9.000 alloggi. Per tutti i dettagli ci colleghiamo con Alexis Sabot, che ha raggiunto il presidente di Ater Udine, Giorgio Michelutti. Allora a te Alexis. Sì, eccoci, buongiorno, mi trovo a Udine assieme al presidente dell'Ater Udine, Giorgio Michelutti, proprio per tracciare un bilancio, parlare del bilancio di previsione, ma anche capire quelli che saranno gli interventi, soprattutto nella zona di Udine. Buoni numeri e anche la sinergia con la regione Friuli-Venezia Giulia. Beh, i numeri sono, lo dico con la prudenza che deriva anche dal fatto che sono commercialista, eccetera, e i numeri vanno sempre ben posati con calma, dico che i numeri sono eclatanti. I numeri sono eclatanti per il fatto che si sono combinate una serie di possibilità. Una è la finestra del super bonus 110%, uno è il PNRR e poi ci sono altri finanziamenti che arrivano dalla Regione e quindi il quadro complessivo degli investimenti del 2022 e dell'anno a venire 23-24 è un quadro effettivamente eclatante, giusto per dimensionare, perché penso che né Alexis né Paolo né gli ascoltatori conoscono bene il modo di procedere dell'Ater. Normalmente l'Ater lavorava con quattrini, soldi messi a disposizione dalla Regione, e faceva una serie di interventi. L'Ater deve mettere a posto gli alloggi di edilizia residenziale per rendere più efficienti, un patrimonio anche vecchiotto, per rendere più efficienti sotto il profilo termico, sotto il profilo energetico e sotto il profilo del migliore star bene. Ogni anno l'Ater metteva, non dico
elettrico nuovo, ma faceva degli efficientamenti su 73 alloggi, cioè gli metteva il cappotto, gli metteva i serramenti, eccetera. Questo piano, di cui ho poi numeri, se vogliamo anche entrare nella dinamica dei numeri, fa sì che per i prossimi anni Ater andrà a spendere la bellezza di 115.000 euro, 115 milioni di euro che mi sono stati messi a disposizione da questi stakeholders che abbiamo detto, e quindi vuol dire fare circa, facendo un calcolo proprio molto spannometrico, circa 700 interventi all'anno. Suddividendoli anche in zone del Friuli, l'Alto Friuli per esempio solo 20 milioni destinati all'Alto Friuli. Abbiamo fatto la fusione Udine e Alto Friuli, io partendo dal più eclatante, il super bonus 110%, dove andremo a toccare 1688 alloggi, quelli dell'Alto Friuli sono il 21%, quindi rappresentano un po' più della media rispetto ai due patrimoni. Dopodiché, se vogliamo scorrere altri numeri, eccetera, abbiamo gli interventi del PNRR, fondi complementari al Piano Nazionale di Resilienza e compagnia bella, e anche questi sono soldi che arrivano dall'Europa, devono essere spesi in tempi brevissimi, e anche questi, come il super bonus 110%, ecco un altro elemento che non avevamo sottolineato, sono tutti quattrini che arrivano, grazie, però devono essere spesi bene, devono essere spesi in tempi molto contingentati, molto brevi. Andiamo a Udine, verrà riqualificato il quartiere di San Domenico. Allora, il quartiere di San Domenico è sulla bocca di tutti. Il Comune di Udine è intervenuto nel progetto di San Domenico vincendo una gara. Il Comune butta giù 52 alloggi, toglie 52 alloggi vecchi e ne fa 72 nuovi. L'Ater butta giù, demolisce 28 alloggi, butta giù un termine brutto, e ne fa 39. Complessivamente 80 alloggi vengono tolti e vengono fatti 111 nuovi alloggi. Quindi che cosa fa l'Ater? Fa una parte di questo intervento sugli edifici suoi e naturalmente si occupa di quello che è il trasferimento delle famiglie. Il trasferimento delle famiglie è sulla bocca di tutti, ci sono queste polemiche e compagnia bella. Ater ha una sua storia di trasferimenti, hanno fatto i precedenti presidenti dell'Ater a Palmanova e soprattutto a Palazzolo dello Stella interventi radicali di questo tipo, perché se si vuole ricostruire come va ricostruito un quartiere di San Domenico è inevitabile dover spostare delle famiglie, ma il fine è rifare un quartiere con ascensori, no barriere architettoniche, spazi verdi e spazi per gli orti, insomma un nuovo sistema anche di poter vivere più adeguato. Siamo nel 2022, parlo di edifici costruiti nel 1948, capite bene che vanno adeguati. Quindi evidentemente ci sono questi trasferimenti di famiglie da fare, abbiamo individuato delle case vicino, l'11, cioè dopodomani, partiranno il punto di ascolto che ha già individuato altri alloggi, qualcuno vicino, qualcuno un po' meno vicino, cerca di sistemare al meglio le famiglie che poi possono rientrare, che avranno il trasloco a spese a cura dell'Ater e anche qualche altra agevolazione economica, perché il trasloco vuol dire, sappiamo tutti, è una seccatura, qui parliamo di persone anziane, disagiate eccetera, e siamo al corrente di tutto, non è una marcia forzata, ma si cercherà di fare come nella storia dell'Ater nella maniera migliore, che è il nostro oggetto sociale, soddisfare i bisogni abitativi per conto di mamma che è la regione nel migliore dei modi, con criteri di efficienza e compagnia bella. E ci rivediamo tra poco con la seconda parte di A Voi la linea dopo la pubblicità. Ci sono nuove regole per quanto riguarda l'accesso ai servizi alla persona, ad esempio i parrucchieri. Anche in questo caso sarà necessario esibire la certificazione verde base. Allora, per sapere come questa decisione è stata accolta, qual è la situazione per quanto riguarda i parrucchieri della nostra regione, ci colleghiamo con Isabella Gregorato. A te Isabella, buongiorno. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i nostri amici telespettatori. Hai già anticipato tu, effettivamente tra pochi giorni entreranno in vigore nuove regole più restrittive per il contenimento del Covid. Siamo con Mauro Narboni, un acconciatore maschile e femminile che ha appunto il suo studio a Udine.
Lei mi diceva che è già preparato, si è già preparato in anticipo proprio per accogliere i clienti e per fare esibire loro il Green Pass. Sì, assolutamente sì. Ritengo poi che la categoria, per quanto mi concerne, sia per la stragrande maggioranza assolutamente favorevole a questa norma, anche perché sinceramente lo trovavamo un po' strano il fatto che bere un caffè, ormai ti serve il Green Pass, quando per bere un caffè ci puoi stare un minuto e non stai neanche a contatto col barista, mentre noi lavoriamo per mezz'ora, un'ora e mezza, 2 ore sopra una cliente con i rischi connessi, perché lo sappiamo benissimo che le mascherine poi sono quello che sono, lavoriamo con dei foam dove l'aria gira, per cui sinceramente per quanto ci riguarda, e parlo per la stragrande maggioranza di questa categoria, che ho avuto modo già di sentire dei colleghi, era da fare anche prima, era da fare sicuramente quando è stato fatto per le altre categorie. Comunque ben venga, preparati siamo preparati, perché alla fine si tratterà solo di scaricare un'app. Ormai viviamo di app, per cui la usiamo per 1000 altre cose, a maggior ragione la useremo per una cosa molto più importante. Ormai si lavora tutti, ritengo, per appuntamento, perché le norme Covid per i tracciamenti lavori tutto per appuntamento, per cui arriva la signora Maria, quando entra la signora Maria le chiederemo di esibirlo e non ci sarà, ritengo, nessun problema, anzi. Ecco, ma per quale motivo ci sono appunto appartenenti alla categoria del benessere che ritengono questa introduzione deleteria anche per il comparto, perché dicono perderemo clientela? Ma io ripeto, per quanto mi dico solo una cosa, bisogna informarsi bene, non sarà di certo questo, perché ormai viviamo in questo mondo, che ci piace, che non ci piaccia, e secondo me la clientela intelligente, e io mi vanto di dire che la nostra clientela è intelligente, non ci sarà nessun problema. È una paura, secondo me, immotivata e fatta da cattiva informazione, e invece non ci sarà, penso, assolutamente nessun problema. D'altronde stiamo parlando di salute, non stiamo giocando, è una cosa che ci piace, che non ci piaccia, sappiamo com'è, non è un'influenza, no? E comunque mi diceva che lei conosce più o meno tutti i clienti o le clienti che certo, vengono qui, quindi lei sa già quali sono. Assolutamente, io posso dire senza ombra di dubbio che per la confidenza che abbiamo, questo salone ormai forse più del 90%, forse anche il 95%, potrei dirlo senza ombra di dubbio, la clientela è vaccinata. Chi non lo è... Quindi lei perderebbe un 5%? Ma io non penso che lo perderò, penso che comunque si faranno convincere anche da questa cosa, perché il parrucchiere, l'estetista, il benessere, sì, è importante, ma c'è anche altro, per cui direi che non ne perderemo così tanti. D'altronde... Quindi lei dice ben venga? Assolutamente, è una scelta di vita. Come l'ho detto all'inizio, era una cosa che bisognava fare prima. Bene, ringraziamo Mauro Grazie Narboni e qui praticamente dal centro di Udine, ci troviamo al centro, in centro, restituisco la linea allo studio. Grazie a voi. E allora grazie a Isabella Gregorato e Simone Caramaschi per questo collegamento. Noi parliamo di calcio, di Serie A, che nel caos causa la crescita dei contagi Covid anche tra i calciatori e negli staff. Ieri 4 partite non si sono disputate con squadre bloccate dalle decisioni delle ASL di competenza. Per correre ai ripari il Consiglio di Lega ha varato un provvedimento per stilare un nuovo protocollo che prevede che si debba giocare se si hanno 13 giocatori disponibili dalla prima squadra o dalla primavera che siano risultati negativi al tampone nelle 24 ore precedenti al match. Con un esperto del settore, un avvocato dello sport, abbiamo cercato di capire dunque come questo influirà sulla gara che l'Udinese dovrebbe disputare domenica contro l'Atalanta. Udinese, lo ricordiamo, sulla quale pende un provvedimento di isolamento da parte dell'azienda sanitaria di competenza. Ci sono stati numerosi colloqui in relazione a questa problematica e è partorita una decisione da parte del Consiglio di Lega in forza della quale si stabilisce il numero di 13 giocatori disponibili e ci deve essere almeno un portiere
e soprattutto si può fare riferimento anche alla primavera, e quindi il limite di nascita è il 31 di dicembre del 2003, quindi possono essere integrati anche giocatori che fanno parte della primavera. Detto questo, l'elemento importante è che la società che intende fare richiesta di rinvio deve inviare un rinvio motivato alla Lega, quindi con la documentazione attestante la situazione legata ai contagi che possono riguardare il gruppo squadra, ed eventualmente, se non raggiunge la soglia appunto di 13 giocatori con almeno un portiere, formulare la richiesta di rinvio. Detto questo, è evidente che gli episodi che si sono verificati nella giornata odierna saranno valutati dal giudice sportivo nei prossimi giorni. Bisogna capire che decisione assumerà il giudice sportivo. È ovvio che per quanto riguarda il futuro, e quindi anche già per la partita di domenica, il club che ritiene di formulare un'istanza di rinvio perché non è in grado di arrivare al numero che abbiamo indicato in precedenza, sarà tenuto a farlo entro la mezzanotte del giorno precedente alla gara. Se l'Udinese, ipotizziamo, ha questi 13 giocatori disponibili, non è che il provvedimento dell'ASL la blocca necessariamente? È del tutto evidente che se interviene un provvedimento dell'ASL che blocca i giocatori, a mio avviso questo non dovrebbe avvenire, perché, ripeto, io credo che ci debba essere una distinzione tra ordinamenti. Ma ove intervenisse, è evidente che questo provvedimento dovrebbe poi essere valutato dal giudice sportivo come un provvedimento che ha in qualche modo reso impossibile per quella squadra la possibilità di presentarsi. Detto questo, per superare questa impossibilità, la Lega di Serie A ha individuato un criterio, cioè quello di dire arrivo almeno a 13 giocatori. E quindi per assurdo io potrei anche schierare la primavera, perché quando io dico che devono essere nati entro il 31 di dicembre del 2003, potenzialmente vado in campo con 11 che inserisco nella lista, che sono giocatori della primavera. Cioè questo è il criterio. Questa vicenda è chiaro che complica particolarmente il mondo del calcio, perché se l'ASL assume una decisione di bloccare dei giocatori perché hanno avuto dei contatti, è evidente che qualsiasi protocollo FIGC si trova in una posizione di difficoltà, perché se subentra una decisione dell'ASL è ovvio che FIGC, Lega, Serie A, Lega di Serie B vanno in difficoltà rispetto al provvedimento dell'ASL. Oggi però il problema è che le norme sono anche mutate, perché come probabilmente qualcuno di voi si ricorderà, non meno di una settimana fa, e quindi a fine anno, lo stesso governo ha emanato appunto una decisione in forza della quale è mutata proprio anche la quarantena. Quindi il fatto che vi siano dei contatti con dei positivi, ma si sia completato il ciclo vaccinale, non c'è più diciamo l'obbligo di quarantena, ma c'è una sorta di autosorveglianza. Io credo che l'autonomia dell'ordinamento sportivo dovrebbe essere tale da evitare che l'ingerenza dell'ASL possa bloccare i campionati. Questo è, e soprattutto falsare l'equilibrio, perché è evidente che oggi noi ci troviamo ad esempio in una situazione dove 4 squadre non hanno giocato e bisognerà capire cosa deciderà il giudice sportivo. E vedremo dunque cosa accadrà per quanto riguarda Udinese-Atalanta, in programma per domenica alle 16:30. Per questa edizione di A Voi la Linea è tutto, vi ringrazio per averci seguito, l'informazione torna alle 16:30 con il nostro TG Flash. Buon pomeriggio!